buonasera a tutti, benvenuti e bentrovati a Olbia. Benvenuti alla premiazione e alla proclamazione dei vincitori e alla cerimonia di consegna dei premi per la 7ª edizione del premio letterario Città di Olbia. Ci troviamo qui nella sala conferenze del Museo Archeologico, una location insolita per questo appuntamento che normalmente si svolge nella sala della biblioteca, ma è stato necessario a causa dell'emergenza pandemica che è ancora in atto ed è stato necessario farla purtroppo, nostro malgrado, a porte chiuse, proprio perché all'interno di questa sala conferenze ci sono dei posti limitati e quindi non è stato possibile aprire al pubblico come normalmente avveniva ogni anno. Quindi un'emergenza che purtroppo ha visto anche rinviare questo appuntamento che si sarebbe dovuto svolgere nel mese di dicembre, ma gli organizzatori, ovvero l'assessorato alla cultura del comune di Olbia e la biblioteca Simpliciana, la biblioteca civica Simpliciana, hanno voluto comunque recuperare questo momento tanto atteso e importante per coloro che partecipano, ma soprattutto anche per coloro che vincono un premio così importante, e lo hanno recuperato in questo mese di settembre qui nella sala conferenze del museo. Quindi vi invito a fare davvero un forte applauso, perché non è stato facile organizzare questo momento per l'assessorato alla cultura della biblioteca Simpliciana. E in apertura invito l'assessore alla cultura Sabrina Serra a raggiungerci, perché lo sforzo della biblioteca e dell'assessorato in questo periodo di pandemia è stato davvero notevole, perché questa pandemia ha limitato davvero tante attività, ma la biblioteca è riuscita comunque a garantire alcune attività di promozione alla lettura in streaming grazie al canale YouTube della biblioteca stessa, ma anche è riuscita a svolgere la rassegna Primavera degli Autori, e poi finalmente quest'estate siamo ritornati in presenza con la rassegna Sul filo del discorso, che è stata davvero un grande successo. Quindi a lei, assessore, il compito di fare un mini bilancio, insomma, di questo anno difficile, ma anche delle attività che sono state svolte. Grazie Daniele, buonasera a tutti. Sì, intanto è vero, la biblioteca, nonostante questo anno di difficoltà, non ha smesso mai di lavorare e veramente ha continuato ad offrire tutte le attività al nostro pubblico, ai frequentatori della nostra biblioteca, in un primo momento a distanza, anche con la possibilità di noleggiare, quindi di poter avere i libri in maniera digitale, quindi con la piattaforma MLOL, che è stata attivata proprio durante la pandemia, con le presentazioni dei libri in streaming. Anche oggi comunque registreremo e quindi manderemo sul nostro canale questa giornata. Quindi le attività sono andate avanti e veramente mi sento di ringraziare per questo motivo tutti i dipendenti della biblioteca, quindi del Comune di Olbia, che lavorano in biblioteca, e dell'ASPO per quanto riguarda la mediateca, perché senza di loro, senza il loro impegno, senza il loro grande lavoro, tutte queste attività non si sarebbero potute svolgere. Quindi grazie Marco, grazie Antonello, grazie Eliana, grazie Matteo, grazie veramente a tutti, Pierluigi, tutti i ragazzi della biblioteca che quotidianamente lavorano per far sì che la biblioteca continui ad offrire le numerose attività alla nostra città. Oggi siamo qui per questa importante edizione del premio letterario Città di Olbia, un premio che cresce sempre di più, che ha sempre più partecipanti e che già appunto vede bandita anche l'8ª edizione. Quindi veramente ritenevamo importante dare ai vincitori e ai partecipanti il riconoscimento dovuto, perché con impegno e con dedizione hanno dato lustro anche al nostro premio, e ringrazio di cuore la giuria, che è sempre così appassionata al premio letterario Città di Olbia, che fanno veramente un grande lavoro, perché devono leggere veramente tantissimi iscritti, e quindi grazie di cuore, perché fate un lavoro sicuramente di grande valore, e date sicuramente anche voi valore aggiunto al nostro premio, perché insomma abbiamo giurati di un livello veramente importante. Ringrazio ancora tutti i partecipanti e soprattutto anche i giovani, perché noi cerchiamo attraverso questo premio anche di far avvicinare
avvicinare i giovani alla scrittura, quindi di appassionarli a questo tema. Io ho avuto l'onore e il piacere di premiare proprio durante il premio Navicella una giovanissima ragazza che il suo talento è stato scoperto proprio grazie alla partecipazione di un premio letterario nella sua città. Ha scritto il primo libro, ha vinto, è talmente piaciuto che ora da questo libro verrà girato un film. Quindi ragazzi, veramente credete nei vostri sogni, se questa è la vostra strada, se vi appassiona la scrittura, fatelo con tanto amore, e noi sicuramente siamo qui anche per supportarvi e per sostenervi. Quindi grazie e buona serata a tutti. Grazie all'assessore Sabrina Serra, assessore alla cultura del Comune di Olbia. Allora, veniamo adesso alla premiazione di questa settima edizione del Premio Città di Olbia. Prima però dobbiamo presentare l'illustre giuria. Allora, presidente della giuria è Francesco Spano, docente di filosofia, direttore della rivista filosofica Giornale Critico di Storia delle Idee, scrittore e saggista. Grazie per essere qua. Quindi Francesco Pala è il presidente, poi Luana Scanu, formatrice esperta in scrittura creativa, editoria, storytelling, crescita personale e aziendale. E poi abbiamo Quintino Mossa, docente, dirigente scolastico, scrittore, presidente della consulta intercomunale della Gallura, e poi tante altre cose. E poi abbiamo Paolo Russu, poeta e scrittore, socio fondatore della consulta intercomunale Gallura. E abbiamo anche un altro giurato che questa sera non è qui con noi per problemi personali, ed è Antonio Canalis, segretario e componente di giuria per tanti anni del prestigioso Premio Zieri, collaboratore con numerose riviste e giornali della Sardegna. Lo salutiamo. Come salutiamo tutti coloro che ci seguono e ci seguiranno in streaming nel canale YouTube della Biblioteca Simpliciana, perché è vero che questa premiazione si svolge a porte chiuse per problemi di emergenza sanitaria, e quindi è stato consentito soltanto ai premiati di partecipare, però grazie alla possibilità di vedere in streaming tutta questa premiazione, le persone potranno comunque assistere e partecipare in qualche modo a questo importante momento. Allora, ricordo naturalmente le categorie di questo premio, che sono racconti brevi in lingua italiana, poi racconti brevi in gallurese e logudorese in tutte le varianti, racconti brevi junior, quindi riservato ai ragazzi di età compresa tra i 10 e i 16 anni non compiuti, e poi nella sezione unica di componenti poetici in rima o versi sciolti in gallurese e logudorese, sempre in tutte le varianti. Quante persone hanno partecipato a questo concorso? Nella sezione racconti in italiano hanno partecipato 127 persone, quindi davvero tante, un lavoro enorme per i nostri giurati. Poi nella categoria racconti gallurese e logudorese hanno partecipato 32 persone, anche in questo caso un numero importante, quindi anche in questo caso i giurati hanno dovuto leggere tutto, insomma lavorare tanto. Nella sezione junior 16, quindi comunque un numero dignitoso, insomma, di partecipanti, e poi per quanto riguarda i poeti sono state consegnate 44 poesie, quindi anche in questo caso tanti partecipanti. Che cosa vincono le persone che si aggiudicano questo prestigioso premio? Allora, il primo classificato di ciascuna categoria si aggiudica 500 euro, il secondo 300 euro e il terzo 200 euro. Inoltre tutti i racconti e le poesie che sono risultate vincitrici nelle diverse sezioni saranno contenute in un volume antologico del premio, che sarà pubblicato a cura dell'amministrazione, e ad ogni vincitore, ad ogni premiato verrà consegnata una targa di riconoscimento, ma anche 50 copie di questo volume, quindi insomma è un bel riconoscimento. E allora io direi, prima di iniziare velocemente ai giurati, un commento generico sulle opere che sono state consegnate.
buonasera a tutti. Allora, in generale la qualità si mantiene alta, anche questa volta io direi forse cresce la qualità progressivamente. Quello che mi ha colpito è che questi racconti nella maggior parte dei casi sono stati scritti durante la pandemia, cioè sono stati elaborati nella fase del primo impatto della pandemia e quindi in una fase traumatica, collettiva, e quindi mi aspettavo, diciamo, che nei racconti ci fosse maggior traccia di questi avvenimenti. In realtà non è così. La maggior parte dei racconti non riportano niente di riconducibile all'inizio della pandemia, un po' perché forse trattandosi di un evento traumatico il trauma ha bisogno di tempo per poter essere metabolizzato e poi scritto, un po' perché questo l'ho apprezzato, un po' perché forse c'è stata anche una resistenza linguistica al nuovo linguaggio, cioè la pandemia si è imposta con nuovi termini, con nuovi modi di vedere le cose, di guardare alla realtà. La scrittura ha resistito a questo tipo di assalto linguistico. Ora non so per i racconti che leggeremo per il 2021 come saranno le cose, però fino a questo punto, insomma, i racconti che abbiamo potuto leggere hanno saputo mantenere, come dire, una universalità non condizionata dai tempi che viviamo, e questo è molto dal mio punto di vista. Grazie al Presidente Francesco Pala. E adesso ascoltiamo anche come sono i racconti che sono stati presentati per quanto riguarda la lingua gallurese e logudorese. Ma a dire la verità, più che sui contenuti vorrei soffermarmi un po' così sul valore di testimonianza di questi racconti, perché spesso sono rivolti al passato, cioè ripetono, ricordano vicende, avvenimenti, ma non solo, ma anche persone, situazioni, cose, ambienti che riguardano il passato recente, ma dipende cosa si intende dire per recente. E quello che è importante è che rappresentano un deposito storico importante, molto importante, perché già nella scrittura, e lo si vedrà poi magari leggendo qualche parte dei racconti, cioè già nella scrittura vi è una stratificazione di vari momenti storici, non solo recenti, ma anche che risalgono a diversi secoli indietro. E quindi è importante che si rifletta su queste cose e che vengano continuamente riproposte e meditate, perché il rapporto col passato in qualche modo che continuiamo a vivere, tra l'altro, perché non è che ci siamo staccati completamente, le tradizioni vivono, senza tradizioni anzi non potremmo neanche vivere noi, perché le tradizioni normano in genere quello che è il vissuto, che è la vita quotidiana. Dunque io direi che in questi racconti c'è questo che ho appena detto, e sono importanti anche per questo motivo qui. Grazie a Quintino Mossa che ci ha illustrato i racconti in lingua gallurese e logudorese che sono stati presentati per questa 7ª edizione del Premio Città di Olbia. Ascoltiamo adesso anche il valore delle poesie che sono state inviate per questo premio da Paolo Russo. Buonasera a tutti. Allora, gallurese, logudorese e non solo, ci sono anche le altre varianti che non sono. Noi ci invitiamo sempre, addirittura in Gallura si diceva saldi e cossi, cioè i sardi e tutti gli altri, noi galluresi cossi, provenienti dalla Corsica. E qua ci sono tutte le varianti della Sardegna, quindi senza semplificare fra le due varianti c'è un pochino di tutto. Cosa c'è in più delle altre volte? Perché si cerca sempre il qualcosa in più. Il vantaggio questa volta è evidente, perché chi ha partecipato e soprattutto chi ha vinto i primi premi sono persone, poeti, scrittori e poeti che scrivono in prosa e in poesia
titolati, esperti, che non solo approfondiscono, ma non hanno nessuna paura né di confronto né di riferimenti specifici alla poesia classica, al punto che quando si fa un riferimento e nell'occhio attento risulta in qualche maniera, seppur velato, riconoscibile, quando il poeta stesso, lo scrittore, ne fa riferimento direttamente, vuol dire che non ha paura dell'accostamento. E questo è un valore in più per la nostra lingua, che è capace di confrontarsi e di esprimersi con pari dignità. Quindi una poesia matura, di gente esperta di lingua e di poesia e di raccontare, che è riuscita quest'anno a differenziarsi anche dagli altri anni. Grazie a Paolo Russi per questo commento sulle poesie che sono state consegnate per questa settima edizione. Allora, è il momento adesso della proclamazione dei vincitori, anche se i risultati sono già stati resi noti nel mese di dicembre scorso, però questo è il momento ufficiale della proclamazione. Iniziamo con la sezione racconti brevi in italiano. Iniziamo dal terzo classificato. Quindi terzo classificato per racconti brevi in italiano di questa settima edizione del premio Città di Olbia è il brano La Siringa di Antonio Villa, inviato dalla provincia di Latina. Complimenti! Eccolo qua. Venga qui davanti così il pubblico lo può vedere. Grazie intanto per aver partecipato. Invito a raggiungermi Eliana Marotto per la biblioteca. Sarà compito suo consegnarle questo riconoscimento importante e poi ascolteremo la motivazione da parte della giuria e leggeremo, o meglio, i giurati leggeranno un breve stralcio, quindi prego. Ancora complimenti, quindi terzo classificato il signor Antonio Villa da Formia, provincia di Latina. Grazie e ancora complimenti. Allora, è il momento adesso di dare la parola al presidente di giuria Francesco Pala. A lei il compito di leggere la motivazione. Sì, allora il titolo è La Siringa. Sulla mensola centrale della vetrina del mio studio, tra mucchietti di campioncini, stanno in bella vista un laccio emostatico, un paio di siringhe di vetro e una serie di aghi ipodermici a colonna di un bollitore in alluminio. Inizia così il racconto di una vocazione che non germoglia tra i banchi di scuola, non si nutre di ambizione personale o ricerca del prestigio sociale, ma nasce sotto forma di lascito che passa di madre in figlio. Una madre che di mestiere faceva la sarta e sapeva utilizzare l'ago per cucire ed ebbe in sorte e in animo la possibilità di aiutare e salvare gli altri, praticando delle iniezioni con gli strumenti che adesso il figlio, divenuto medico, tiene sulla mensola del suo studio, a perenne ricordo di tempi di povertà e generosità, di epoche in cui la medicina conduceva un quotidiano corpo a corpo per sottrarre alla morte tanti, soprattutto i bambini. Il racconto ci parla, con penna sicura e lineare, di una fedeltà etica al passato che pone radici e fiorisce nel presente. Quindi questa è la motivazione con la quale è stato premiato, quindi terzo classificato questo brano, questo racconto. Ascoltiamo invece un breve stralcio, sempre della Siringa, legge Luana Scano. Sulla mensola centrale della vetrina del mio studio, tra mucchietti di campioncini, stanno in bella vista un laccio emostatico, un paio di siringhe di vetro e una serie di aghi ipodermici a corona di un bollitore in alluminio. Pazienti e informatori credono che li tengo con la laurea, il giuramento di Ippocrate e con le specializzazioni alla parete per dare un tocco professionale all'ambiente, come se non bastassero riviste, enciclopedie mediche, prontuari, lettino, bilancia, appendini inox, il mio camice bianco e lo stetoscopio a sottolineare il mio amore per l'arte di Esculapio. No, non per vanità che ho quegli umili... No, non è per vanità che ho quegli umili servizievoli oggetti. Essi sono stati i catalizzatori delle mie scelte fondamentali di vita, basate su un'etica collaudata.
Nell'immediato dopoguerra, ormai siamo pochi a ricordarlo, le malattie erano buone compagne della fame, incoraggiavano molti, non solo bambini e anziani, a partire da questa valle di lacrime, lasciando nella disperazione, nel lutto, il resto della famiglia, già assottigliata da privazioni e lutti. La campana suonava a morte. I negozi abbassavano le saracinesche, i bottegai uscivano e si segnavano al passaggio del mesto corteo. Se n'era andato un altro membro della famiglia paesana, ma quando passava Papuchiella, con la piccola bara bianca sulla testa, preceduta dal prete e seguita dai familiari del morticino, anche i duri volti di facchini e manovali si rigavano di lacrime. La malaria, la polio, la pertosse, la dissenteria, l'influenza, unite alla mancanza di cibo e di vesti, specialmente tra gennaio e febbraio, affrettavano il ritorno di grandi e piccini alla casa del padre. Per capire certi drammi non ci sono parole, bisognerebbe viverli personalmente, ma non auguro a nessuno l'esperienza della guerra e della fame vera. Grazie a Luana Ascano, giurata di questa 7ª edizione, ci ha letto uno stralcio del terzo classificato, la siringa. E adesso è il momento della proclamazione del secondo classificato della sezione Racconti brevi in italiano, ed è Terra Madre di Alessandra Iorio e arriva dalla provincia di Firenze. Facciamo un forte applauso che giungerà tramite il canale YouTube della biblioteca, quindi tramite internet, perché non è potuta essere presente, e ritira il premio Antonello Budroni. Sì, diciamo che lo ritira proprio, va e lo prende, perfetto. Allora, facciamo ovviamente i complimenti e salutiamo Alessandra Iorio perché si è aggiudicata questo secondo posto, quindi medaglia d'argento dei racconti brevi in italiano. Adesso ascoltiamo la motivazione con la quale la giuria ha attribuito questo secondo posto, sempre il presidente Francesco Pala. Sì. Allora, con uno stile lucido, preciso e privo di retorica, il racconto ci parla di Jeannette, che ha perduto il suo personale paradiso. Ha perduto Puno, in una città peruviana, e i suoi 4.000 metri, il chiasso dei motorini, la baraonda delle voci, l'odore acre dei chicharrones nella piazza del mercato, le bestemmie di un incidente tra carrettieri, il pianto dei bambini che reclamano choclos, le risate e le lacrime che generose affollano le strade. È arrivata in un mondo che ha smarrito il disordine dei sogni e scorre monotono e sempre uguale. Jeannette incarna l'universo dei dimenticati, una vita che si contorce nella nostalgia, mitigata solo dall'attesa di un figlio che non dovrà essere uno sradicato, ma dovrà sapere di terra, della sua terra, il Perù. Il destino però attende Jeannette e si sa, ai poveri nessuno fa sconti, tantomeno la sorte. Grazie al presidente Francesco Pala che ha letto la motivazione del secondo classificato, e adesso Luana Ascano ci legge uno stralcio di quest'opera. Jeannette si regge la pancia e cammina tra le zolle, secche come croste di pane. È terra dura e mal disposta, che le piogge di novembre tardano ad ammorbidire. Questo è un anno strano, scontento, asciutto a lacrimare. Poggia un piede dopo l'altro, con cautela, scansando le poche pietre per evitare l'affondo delle caviglie nelle buche improvvise tra zolla e zolla. La notte cova il mattino, lo stringe gelosa a non lasciarselo scappare tra le maglie addentate delle poche, ultime stelle. Una luce opaca si alza sul filo dell'orizzonte, tra l'orlo dei campi e l'autostrada. Ancora prima dell'alba ha aperto gli occhi, il silenzio l'ha svegliata di soprassalto, come il rullo dei tamburi sulla via di Rancas. Niente odori né rumori in questa casa, è un fatto che non finisce di stupirla e che le procura uno stato d'ansia uniforme, aggrappato all'attesa di qualche cosa che stia per accadere, uno scoppio, un imprevisto, un grido. Non succede mai niente, qui i giorni trascorrono ordinati e uguali. Ancora allungata sul materasso nel mescolio dei pensieri che stanno a metà tra il sonno e il risveglio, improvvisamente aveva pensato che da quando è arrivata in questo paese sta sempre con il fiato a mezzo,
Non riesce più a tirare quei respiri lunghi e profondi che rinvigoriscono il corpo e l'anima. Sarà la pancia grossa o l'affanno di fare le cose giuste con poco italiano in bocca e molta pena in cuore. È uscita senza fare rumore dalla porta di servizio della lavanderia che dà nell'orto. L'orto mette ai campi che si allungano fin sotto il cavalcavia dell'autostrada. Lo fa ogni mattina. Non lo sa nessuno, neppure Antonio. Grazie a Luana Scano che ci ha letto uno stralcio della seconda classificata di quest'opera, seconda classificata al premio letterario Città di Olbia. È il momento adesso della proclamazione del vincitore, quindi si aggiudica il primo premio della sezione Racconti brevi in italiano per il premio Città di Olbia, Feste di primavera di Maria Pierandrei, che arriva dalla provincia di San Severino Marche. No, arriva proprio da San Severino Marche. Facciamo un forte applauso. Eccola qua, complimenti. Quindi medaglia d'oro, potremmo dire, di questa sezione, di questa settima edizione. Allora, in questo caso, per il primo classificato, chiamiamo naturalmente l'assessore alla cultura Sabrina Serra. Prego. Approfittiamo per chiederle un commento così a caldo su questo premio che ha vinto. Questo premio mi ha molto sorpreso. Io sono un'insegnante che è stata in servizio per 41 anni, ho insegnato materie letterarie e latino ai licei di Camerino, in provincia di Macerata, e ho scritto questo racconto durante il lockdown per dedicarlo proprio ai miei studenti, perché in quel momento capivo che avevano bisogno di un aggancio alla tradizione e quindi ecco, l'ho scritto con queste intenzioni. Grazie ancora e complimenti. E adesso ascoltiamo la motivazione con la quale la giuria ha scelto quest'opera, questo brano come il più meritevole, il presidente Francesco Pala. Sì, prima di leggere la motivazione colgo l'occasione, visto che è una insegnante di materie letterarie, e mi è venuto in mente Pierpaolo Pasolini, magari avrà avuto anche occasione di insegnare, che parlava di sacralizzazione della realtà, cioè spesso la letteratura dissacra la realtà. Noi a volte abbiamo bisogno di una consacrazione della realtà o riconsacrazione. Ecco, qui il senso del sacro è fortemente presente in questo racconto, è quello che ho messo in evidenza anche nella motivazione. Festa di primavera è un racconto scritto in maniera piana e lineare. La voce narrante ci conduce con intensità progressiva dentro i preparativi per la festa del Corpus Domini, organizzata da una piccola comunità. Si alternano rapidamente sulla scena tanti personaggi, descritti con accurata delicatezza. Tutti vivono l'emozione della festa che arriva e ciascuno assolve al proprio compito con dedizione e senso religioso. Una profonda armonia unisce i vezzi, le piccole ambizioni, gli amori, le timidezze, le vecchie abitudini e gli antichi riti. La scrittura riesce a scorrere dentro questo ordito senza sbagliare mai tono, precisa e mite come i personaggi che descrive. Riesce inoltre ad evocare un mondo passato, immerso in una sacralità rituale, offrendo una luce nitida alle passioni di un tempo che non esiste più. Grazie al Presidente Francesco Pala per questa motivazione. Adesso ascoltiamo da Luana Scano uno stralcio dell'opera. Continua la striscia di strada asfaltata fino ad arrivare ad uno stradone che sale sulla sinistra. In cima alla collinetta, da una parte la villa, dall'altra la scuola elementare. Nel mezzo del crocevia una fontana coperta. Ben visibili sono la cannella per l'acqua da portare a casa con le brocche e la vasca rettangolare da utilizzare come lavatoio. La strada Pia ridiscende fino a tornare in pianura, confluisce in una sorta di rotonda che riporta davanti alla chiesa al mulino e arriva alla curva, dove si trova la casa di Livetta, la proprietaria di una cantina, luogo di ritrovo dei tanti giocatori di carte delle campagne circostanti.
Complessivamente, Casale gode di 2 generi alimentari, della rivendita del fruttivendolo, di varie botteghe di artigiani, il sarto, il falegname, il calzolaio, il barbiere, il meccanico e anche una colonnina di benzina. Casale Alto e Casale Basso hanno in comune anche la sarta nella persona di Ada, una donna longilinea, castana con gli occhi chiari e i capelli raccolti sulla nuca, pettinati con 2 onde laterali. Ada è quasi sempre sola e trascorre almeno 10 ore al giorno a tagliare e cucire stoffe di vario valore e consistenza nella grande sala che è stato l'orgoglio della suocera, ormai defunta da qualche anno. La stanza prende luce da un'ampia finestra che dà sulla strada Pia. Una tenda di pizzo macramè scende da un bastone di ottone, si solleva leggera all'arietta fresca del mattino. Quello spiraglio è l'angolo di osservazione privilegiato dei giorni, delle stagioni che le scorrono intorno. Passare sotto la finestra della sarta significa chiamarla, sorriderle, scambiare una parola con lei, condividere una preoccupazione o una speranza. Con la finestra socchiusa Ada taglia i modelli di carta per gli abiti che le sono stati richiesti in occasione del Corpus Domini. Il parroco assegna mansioni precise ad ognuno per favorire la riuscita della processione della chiesa di Santa Maria Assunta fino all'edicola della Madonna Dolorata. Tutte le famiglie si organizzano per l'infiorata. Il compito dei bambini e dei ragazzi è salire sulle colline più ripide, sui greppi, raccogliere i fiori delle odorose ginestre e più in basso, ai bordi dei campi di grano, i petali dei papaveri, negli orti delle case le rose, le dahlie, i lillà profumati, nei prati le margherite ben aperte, riempire le ceste, depositarle nei magazzini freschi per poi spargerne i contenuti variopinti e odorosi sulla strada, un'ora prima del passaggio dei fedeli. Crocchietti di monelli scendono in strada, qualche donna esperta suggerisce, richiama, seleziona i petali secondo i colori e le forme e dal nulla appaiono immagini sacre e scritte religiose, il calice, l'ostia benedetta, Viva Maria, Jesus Christus, Pater Noster. Grazie. Questi sono alcuni passaggi dell'opera vincitrice, quindi prima classificata di questa 7ª edizione del Premio Città di Olbia nella categoria Racconti brevi in italiano. È il momento adesso di passare alla seconda categoria, ovvero Racconti brevi in gallurese e logudorese. Allora, in questo caso partirei dalle menzioni speciali e poi terzo, secondo e primo classificato. Quindi una menzione speciale, i giurati l'hanno attribuita a quest'opera che è intitolata L'Arsenali Militari di Massimo Cuccado, proveniente dalla Maddalena. Complimenti! Chiamerei il direttore Marco Ronchi per la consegna di questa menzione speciale. Intanto complimenti. Poi ascolteremo dalla voce di Quintino Mossa la motivazione. Intanto complimenti. Vorrei premettere, visto che non l'abbiamo citato prima, che 2 dei racconti premiati sono in isolano, come dicono alla Maddalena, e quindi, come dire, non è neanche una variante del gallurese, è, come dire, un idioma proprio dell'isola di La Maddalena. Quello sì che ha origini direttamente corse, ecco, ma non il gallurese comunque. Il gallurese anche questo è un idioma a sé. Bene, diciamo che è imparentato con il corso, ecco, non è un calco né una derivazione. E direi una sfida dove in ballo c'è quasi l'orgoglio nazionale, dove le competenze acquisite dai maestri dell'Arsenale, la passione e soprattutto la creatività intelligente vincono gli aridi tecnicismi che risultano essere quasi parti di un ingranaggio cieco. Qui, giusto per far sentire un po' il tono dell'isolano, c'è lo scontro
praticamente se è un qualcosa da riparare e i tecnici statunitensi, americani non ritengono i maestri dell'arsenale all'altezza del compito, e quindi c'è un po' questa rivalità amichevole naturalmente che serpeggia nel racconto. Un scontro infatti non aveva messo mondo a tempo per arrivare. All'arsenalotte non gli calavano l'operai americani che pariano marziani, facevano i gagarielli visto a tecnologia d'avanguardia che i gavini. Mastro Edilio, responsabile da gloriosa scuola allievi operai, con franco professori, quando facini a presentazione di un nuovo corso, raccontavano sempre ai futuri carpentieri, congegnatori, motoristi e a tutti quelli che erano stati allievi operai di quella volta, che una fregata statunitense era dovuta andare per forza in drinta all'arsenale e tirata a terra sopra un bacino. I suoi potenti motori si erano puntati e non ne volevano sapere di far girare quegli immensi elichi. Un scafo senza governo aveva preso in piena banchina di Molo Carboni e là si era ammurata. E continua così, mi sembra, giusto per far sentire il suono. Grazie, assolutamente interessante, molto bello, grazie tante. Allora, noi andiamo avanti perché è il momento adesso di proclamare il terzo classificato, sempre per questa sezione racconti brevi in gallurese e logudorese, che vince, si aggiudica quindi questo terzo premio, Sogno d'una notte di mezza estati, sempre Domenico Battaglia di La Maddalena. Consegna il premio il direttore Marco Ronchi. Allora, ecco qua che prende il premio e l'applauso naturalmente per il terzo classificato. Complimenti. Ascoltiamo sempre da Quintino Mossa, giurato di questa settima edizione, la motivazione. Quindi il sole meridiano con il suo bagliore dorato diffuso trasforma la realtà dandole i colori del sogno nel momento in cui, per un incidente fortuito, emerge irresistibile il primo sentimento d'amore adolescenziale. L'autore, con un parlato anche ironico e scoppiettante, gioca sul dualismo tra sogno e realtà. L'immagine femminile è un'immagine soffusa di luce aurea che alimenta il calore della passione e che si ripresenta nel ricordo quasi fosse una presenza reale ogni anno nella vampa agostana. Nel tripudio della luce solare le fantasie prendono corpo e certezze, la trasfigurazione come una presenza certa nel sonno notturno sparisce all'alba che riconduce alla prosaica realtà. Grazie. Ascoltiamo anche qualche breve passaggio di questo racconto, secondo classificato. Quando io ho aperto gli occhi, davanti a me solo bianco del soffitto, onde ero finito. Gennaio misso a capirlo, non era morto, e questo era l'importante, ma di sicuro mi trovai io in un ospitale. Sotto i mani barri fridi di uno di quei lettini usati, per qua si era stroppiato. Mi faceva male il capo, sentivo un mondo girarmi in tondo. Una lama di luce entrava o barcono accostato, veniva da quello sole che Biffardo, solo a va, aveva deciso di calà e si divertia a scardare quello che restaia d'un gotto d'acqua sopra un comodino. Poi era apparso un agnolo, o così mi è sembrato. Signori, ma tanto paradiso esiste, mi era detto, ma com'è possibile? Eppure sono ancora vivo. Ho visto i suoi occhi azzurri luccicà, era bella, ma più bella di un agnolo, paria una fata sciortita da una fola. Assomigliava tanto a Vernalisi Zitella, nonostante i capelli acconciati in una lunga triccia, ma Zitella non lo era davvero, Gaia 22 anni, 10 anni di differenza tra noi. Virna studiai a medicina, presto sarei diventata dottoressa. Non mi guardaia come si può guardare un malato, il suo sorriso mi faceva scordare il caldo di quella stanza e i dolori che mi sentivo da tutte parti. Ma hai baciato sopra fronti, i suoi labbri erano freschi e profumati. Chissà, un giorno hai pensato. Grazie per aver letto qualche passaggio di questo brano che si
il terzo posto della sezione Racconti brevi in gallurese e logudorese. Il momento adesso della proclamazione del secondo classificato, ovvero Librocchi di Maria Antonietta Pirrighetti, proveniente da Tempo. Complimenti. Consegna il premio Matteo Micozzi della biblioteca. Ecco qua, ancora complimenti, quindi secondo premio di questa sezione, e quindi ecco qua. Grazie, ascoltiamo sempre da Quintino Mossa la motivazione di questo secondo premio per Maria Antonietta Pirrighetti. Librocchi. Il riferimento al mito del vaso di Pandora è manifesto, ma nelle brocche che conservano segreti non sono sigillati solo i mali endemici dell'umanità, sono custodite storie poco edificanti di ordinaria miseria umana. Gli uomini di queste cronache sono avidi, egoisti, perfidi fino alla malvagità, indifferenti dei bisogni e delle sofferenze altrui. Però esiste l'esigenza, coltivata attraverso la finzione e l'ipocrisia, di apparire di fronte alla società probi, miti e misericordiosi. Così abbiamo il padre spirituale che ingravia da una novizia, costringendola ad abortire per soffocare lo scandalo, e infine muore in odore di santità, indifferente ai rimorsi della giovane oppressa dal rimorso del peccato, che finisce i suoi giorni nell'anonimato e nell'indifferenza. Ancora, la pensioncina della povera zia Pippina, ottenuta dopo una vita di sacrifici per allevare dignitosamente i figli di 2 matrimoni, suscita l'avidità di una nuora che si impossessa dei suoi pochi risparmi per lasciarla morire sola e senza conforto. Qualcuno però continua a nutrire buoni sentimenti e costruire storie inclusive di generosità e amore, con una sorpresa finale che riscatta in qualche modo l'avventura operosa del vivere. Così andavano le cose nel secolo XX. Grazie. Allora, siamo al primo classificato Racconti brevi in gallurese e logudorese. Intanto invito un brano, è vero, leggiamo prima un brano. Per non escludere. Giusto, assolutamente. Bene. Un bel di tempo fa, vero l'istituto di Lolfanelli, Kinci in Bultagnani, le taglieni conto le suore della divina passione del Salvatore. Mi lamento che si stelle, tutti in fila e vestuti precisi, candoli poltani alle processioni. E m'ammento pure le suore, d'ogni tanto arriaca che novizia piena di olintai, come si può essere solo a Lucomencio. E come in tutti i conventi che si rispettà, ovvero il padre spirituale, chi li seguia e l'aiuta a accostasse sempre di più al nostro Signore. Ma capitesi una volta che l'aiuto si fece troppo strinto e una delle novizie filmesi incinta. Una cosa del genere non si sarebbe potuto ottenere quato, nemmanco mandendoci la suora un altro luogo, e l'istituto non si poteva permettere uno scandalo così in mano. Ancora palovetti l'Olfanelli, e tanto si dice pacchisso che paria i mali minori, fa andare male la creatura prima ancora di nascere. Dunque si punisse una pietra innanzi allo fattaccio e non se ne faidesi più. In Bultagnani erano in pochi a sapere la cosa. Allora che sono passati anni e anni e l'Olfanelli non ci sono più, ogni tanto facciano qualche funzione in memoria di Chiddu, padre spirituale, per aumentare lo popolo tutto, lo vecchio ha fatto. Chi ha canto pari non è poco. Di chi da novizia invece non se ne aumenta nessuno, non si sa che fine abbia fatto, né si daglia seguta a fare la suora, e solida conosce lo peso che si è portato innanto da pareda per tutta la vita. Ecco qua. Davvero bello, grazie a Quintino Mossa che ha letto alcuni stracci, alcune parti di questo brano che si è aggiudicato il secondo posto della sezione Racconti brevi in gallurese e logudorese. E adesso è il momento veramente della proclamazione del vincitore, quindi invito l'assessore Sabrina Serra a raggiungermi qua sul palco perché dobbiamo proclamare il vincitore, che è il brano Sos Ultimos Murones di Gino Farris da Nuoro. Complimenti! Ecco per lei. Io questa carazella mi la occupo e caso culo di Sos Ultimos Murones, se no non mi dite. Ok, per lei ecco qua il premio. Davvero complimenti.
questo premio qua. Questo è un conto che mi ha fatto aziende domani iniziare a scrivere. Questo è il conto che vai dati suspo, cos'è questo suspo? Questo spopolamento della vita nostra. E io ne soffro di questa cosa. Quindi un murone, gli ultimi che sono le stande. E non sempre è una cosa veniata, che se ne sono andate. Che la legge tu poi che questo murone che se ne sono andato a cercare pascolo sprulvono, so. Gli arrivano l'hanno cattato un ballone di vorazzo, anziché quella serva bella di Simonte, in libertà. Ha attaccato un ballone di vorazzo, però è un mascolo imbellato, grasso, ma certo non è stato soddisfatto di aver fatto questi segni. Grazie davvero anche per avercelo detto in questa bella lingua che ci piace davvero tanto. Allora, è il momento quindi di ascoltare da Quintino Mossa la motivazione e poi alcuni stralci di questo racconto che si è aggiudicato il primo premio. Nel rientro dopo molti anni al paese che lo ha visto nascere e bambino, un autobus viene bloccato da un sorprendente passo di mufloni. L'incontro inaspettato accende i ricordi di un passato lontano, ricordi di luoghi di cui si sente parte, di ambienti, di cose, di persone. Un fanciullo lo accompagna alla riscoperta del suo vissuto, che si materializza in una presenza imperiosa di ciò che gli è noto e che appartiene alla sua coscienza in modo incancellabile. Il suo sguardo pian piano si identifica e si sovrappone a quello del fanciullo nel provare le stesse emozioni, gli stessi sentimenti di legame con i luoghi. Una rivelazione trasognata in una prosa poetica ed idilliaca, ricca e fluida. Grazie, quindi questa è la motivazione del primo premio. Chiedo scusa all'autore perché diciamo così che nelle varie parlate alcune consonanti si leggono in modo diverso, ecco, non vorrei sbagliare, però appunto che la manco m'indea bizzare, ha poi cominciato a sognare. Perdendo lui che die, un uomine prestante, de bell'aspetto, pantalone e zanghetta, de billudo nieddu, su fusile a tracolla e addainantisi un cane melino. Ponendo passos, ha gettato sa mano su fusile. Una persona fisseida proprio in mezzo a cara a mare, l'ha faiddato e si è accorziato. Fitto un bizzinneddu de chimbio 6 annos e prima che somine l'aret di mandato qualche cosa l'ha nato chi in bocca e tono de omine manno io conosco isco chi sesse io ti conosco isco chi sesse chircande sos murones ma prima deve spennere chi mecus cudomine fi apposto e fatto a quello vizinneddo minore. Fin notte, ma chi in saluche de saluna fi comente chi sereti stato a di die. Su vizinneddo ha cominciato a contare e a mentare, in ocche, vi fit sa domo de zia Bustiana de Manzela, sa mastra Evanno, e stissa chi m'ha scusido so spantaloneddo se sa camisetta bianca. In questa prosa prima comunione, in questa ianna pistaiat zia Iacumina de sos de Garimalu, mastra de ilatura, te siat frassadas, le tolos duresi e birtulas. Custu esi scolastico, non tutto mestian su grembiule nieddu o giuchian sa bussia de cartone, metas giuchian solo uno quaderno apprichizzonato sutta su suircu, in sas manos piaitas un muruddo de lapis, in questo cuttolo vivia so mastro cusidore, custa è spiazza, onde donzi domenica vivi in so spallos a 3 pizzas, a portas fager andare so spallos, fisso canto e tenore, a portas fisso sonette de Pietrino de Selaeso, in oche vivissa domo manna e sa corte, chi sa si stallas de zia Luisedda, de sos de Marianna e Nifredda. In sa corte
bilgraíamos su digo murisco, que solo isso se semenaían in castala e imbarala, in su sarto de osso, in o che bivizzo tillere de zio Predo Matteo. Grazie a Quintino Mossa. È davvero una grande ricchezza ascoltare queste lingue diverse che sono presenti in Sardegna, e la possibilità che dà questo premio di valorizzarle attraverso questi momenti che sono momenti culturali importanti è davvero notevole. Quindi grazie ancora alla biblioteca, grazie all'assessorato alla cultura che ci offrono questa grande opportunità di conservazione delle nostre tradizioni, della nostra ricchezza, della nostra identità, direi. Quindi è il momento adesso di passare alla terza sezione di questo premio letterario Città di Olbia, ed è la sezione delle poesie in gallurese e in logudorese. Ci sono state diverse menzioni speciali, quindi direi di iniziare da questo momento qua, e quindi inviterei a salire sul palco Giuseppe Tirotto di Castelsardo per la menzione speciale della sua poesia intitolata Soli e luci. Che non è presente, quindi noi lo salutiamo naturalmente tramite adesso la tecnologia e quindi internet, gli facciamo davvero i complimenti. Non so, giuria, se abbiamo la possibilità di ascoltare la motivazione di questa menzione. Solo dei premiati, quindi noi semplicemente gli facciamo i complimenti e un forte applauso. Però se vogliamo due parole di commento si possono fare, non c'è nessunissimo problema. Possiamo fare magari al termine un commento generale per tutte le menzioni, ok? E allora andiamo avanti, quindi un'altra poesia che è stata indicata meritevole di essere menzionata è Anima e Carre di Gonario Cartabrocca, proveniente da Dorgali. Anche in questo caso non è presente, quindi l'applauso gli giunga tramite la tecnologia, complimenti. Poi un'altra poesia sempre meritevole di essere citata nel corso di questa settima edizione del Premio Città di Olbia è Novas Dies de Ispera di Costantino Lorenzo Brandinu di Cinisiello Balsamo, provincia di Milano, quindi è un emigrato ovviamente, noi lo salutiamo e gli facciamo davvero tanti complimenti. E poi abbiamo... Bene, allora Andrea Columbano, che invitiamo perché anche la sua poesia è meritevole di essere menzionata ed è Armonii d'autori, e quindi ritirerà la sua menzione e anche quella glielo facciamo consegnare da Matteo Micozzi. Allora, menzione speciale, ecco qua una targa ricordo che è stata preparata quindi per Andrea Columbano e anche per tutti gli altri, quindi complimenti a Costantino Lorenzo Brandino, complimenti a Gonario Cartabrocca e complimenti a Giuseppe Tirotto. Menzioni speciali della categoria poesie in gallurese e in logudorese. Complimenti. Allora, Paolo Russi, un commento generale per queste menzioni. Allora, con le menzioni alle volte ci si trova veramente tra una menzione e un terzo premio a decidere su poesie di grandissimo valore. Qua ci sono fra l'altro dei poeti esperti, ci sono anche delle novità, cioè mi riferisco, non so, la poesia di Tirotto, Soli e luci, l'idea di vedere la luce riflessa su una lamiera di una tettoia, è una trovata poetica, è una cosa che ha colpito l'autore, ha scritto una poesia molto graziosa. C'è qualche poesia raffinata tipo quella di Columbano, che è una poesia dove manca l'azione verbale, si poteva quasi definire una poesia nominale, se non per la presenza di qualche verbo che va direttamente a toccare col vivo il nervo del sentimento senza spiegare l'azione che ti porta verso questo sentimento, quindi una poesia diciamo raffinata, scritta in una certa maniera. Poi c'è la poesia di Cartabrocca, che è una bellissima poesia lo stesso, Anima e Carre, si vede proprio che lì c'è la padronanza del
poeta maturo, e anche quell'altra poesia, non mi ricordo adesso il nome, che è stata menzionata, è lo stesso una poesia di grande valore. Quindi per dire che non è che quando si decide tra i primi premi e gli altri ci si trascura gli altri, no, ci si ritorna. Non avrei avuto così chiaro in mente l'aspetto concettuale delle poesie che non sono arrivate al primo, al secondo, terzo premio. Sono comunque delle belle poesie, e poi soltanto l'idea di mettersi in gioco e di scrivere una poesia è già di per sé una cosa premiante. E io direi, se siete d'accordo, anche grazie alla motivazione, insomma, che ha detto adesso Paolo Russo, visto che Andrea Columbano è qua ed è l'unico dei poeti premiati e menzionati di essere così citati all'interno di questo premio, quindi io gli chiederei, se fosse possibile, anche perché l'assessore ci tiene tanto, di leggere la poesia. A grande richiesta chiediamo ad Andrea Columbano di leggere questa poesia. Anche perché così ho l'occasione di smentirmi, o meglio di smentire a Paolo Russo, che ha detto che è raffinata questa poesia e che ha avuto difficoltà tra il terzo e il secondo, eccetera eccetera. Almunì d'autori. Immaginate la natura con le sue armonie, che cosa riesce a fare? In naturi ammuttiti, motti liberi e lenti, infusi d'aria pura, suai aleni e venti. Almoni summissi l'albi buticari, battiti lei d'ali inchietti rischiti, sottili sciucca sciucca, sciumiendi biancori, affilati spiranzi e sospirati spici. Venina piccio a fei, appugliati sici, chi svanini che tratti in semiti pitrosi, splende un bel di colori, frutto di ita e luci, paciosi vinzammari, in armonii d'autori. Grazie, non potevamo perderci questa occasione di ascoltare Andrea Columbano, grande poeta di Olbia, tra l'altro, potremmo dire in qualche modo, ok? Quindi un vanto anche per la nostra città. Allora andiamo avanti, quindi poesie in gallurese e logudorese, quindi terzo classificato, signore e signori, Domenico Battaglia di La Maddalena. Fa il bis questa sera. Consegna il premio Marco Ronchi. Esattamente. Allora, complimenti, quindi terzo classificato. Intanto, ecco qua. Rimanga conto che ascoltiamo prima la menzione e poi legge la poesia. A Cincore da Sera. Spunto colto dal poetico lamento funebre di Federico Garcia Lorca per l'amico torero che muore per sua scelta combattendo nell'arena. Stessa fine per una prostituta che osa incedere, attorniata dall'indifferenza, verso un epilogo quasi scontato. Stesso dolore al trapasso, segnato dal lenzuolo bianco, il viso spaventato che correva, cadrà nell'oblio. Qualcuno condannerà la gonna troppo corta su gambe troppo lunghe. Poesia attuale, espressa con visione colta, che rimane raffinata nella sua drammaticità. E questa è la motivazione della poesia di Domenico Battaglia, A Cincori. Quindi. A Cincori. E a Cincori da sera io gli alla un sguardo appena. Poi d'improvviso buio, solo buio. Confuso ai pensieri d'un momento lo so respiro. Sento il rumore dei suoi passi che si avvicinino. Ho paura e corro sempre più in sprescia, sola, come un toro dell'arena. Ma per fuggi undi, cosa ho a cercare? Degli volti, bambigiona, mi fermo, ammaliata dai colori di una moleta, e do torero che mi guarda come se nulla fossi, e sorridi. Sola, avanzo qui sopra, nessuno per strada s'accoglie di me, nessuno vedi quando non ha gana di vedere. Così a banderilla mi infirza, e non importa se dai miei occhi piovono i gocci di sireno,
siete il rosso, siete gli arami a rosa. Domani sarà di giusto una notizia sotto il lenzuolo bianco. Qualcuno troverà pietà, altri mi condanneranno per una fardetta troppo corta sopra due gambi troppo lunghi. Nessuno però si metterà la faccia spaventata di quella giovane che corria come un toro dell'arena a 5 ore da sera. Grazie Domenico Battaglia, Cincori, terzo classificato, poesie in gallurese e logudorese, questa è la sezione. Allora, è il momento adesso di proclamare il vincitore, quindi secondo classificato, Sicheres di Giovanni Chessa, da Torpè, complimenti. Chiamiamo, se è presente, Eliana Marotto per la consegna del premio, che non c'è. Eccola qua, quindi consegna per conto della biblioteca Eliana al secondo classificato della sezione poesie in gallurese e logudorese, Giovanni Chessa. Complimenti. Rimanga qua, diamo adesso la parola a Paolo Russo per ascoltare la motivazione. Come vedete ritornano le affermazioni che abbiamo fatto noi qua della giuria sul valore della lingua, sulla conoscenza della lingua, sulla capacità di esprimersi, sul fatto che abbiamo dei grandi maestri della scrittura sia in prosa che in poesia. Poi ci troviamo un grande poeta e anche grande esperto della linguistica. Atto di amore verso la lingua, espresso in maniera sincera e profonda. Bisogno incontenibile di divulgare e tramandare senza inganni. L'invito è all'ascolto, senza paura delle nostre parole, che sanno contenere ogni aspetto vissuto o immaginario. Poesia impegnativa che evoca nel ritmo le nene infantili, prende per mano e accompagna verso la piena e matura consapevolezza. Esprime grande fiducia nei giovani, ai quali dona le chiavi della conoscenza, ad evitare incomprensioni e delusioni, forse già vissute, comunicando con gli adulti. Grazie a Paolo Russi. Quindi questa è la motivazione per la poesia che si aggiudica il secondo posto di questa sezione. Ascoltiamola. Sicheres, inizia mie, accuziali, inizi, varie storie sta può narrare, de cabores e pesos accorriados, sestados e cupidos. Affranzali, attina a sabba de custampulla cuccolo, chi chissa da traino e s'imberge, a sugoso de sunuda, da può narrare, o dinaro, de currer de paraulas, insischire meu cozzato, impaulata al malosicas, in spriccare rugados, in paule ladinas. Ma non ti sprasumes, ben inimizi a mie, de a porretta da porro sagrae de su serrazzo, de saglianna, de prediniminda, de su iannile, de su fundato meu, un beapo arrambato e remonido, a chissà e canto liberos, si los che rasare, pustis che gusta limba mea, mi sia da parlare. Milla, ammenta Sicheres, ammenta, che gusta narrare son sinnos, che pregontano e cheren, in milizia e schiles. Grazie. Questa è la poesia che si aggiudica il secondo posto della sezione poesie in gallurese e in logudorese. È il momento adesso di proclamare il vincitore di questa sezione, quindi invito l'assessore Sabrina Serra a raggiungermi, così insieme proclamiamo il vincitore della sezione poesie in gallurese e logudorese. Primo classificato con la poesia Oi canto cheria, Sebastiano Eliano Cau. Complimenti! La sorte. Allora, un commento rapido così? Il commento è questo. Questa poesia mi nasce dal cuore e origina da un mio sofferto romanzo che uscì nel 2003-2004 e che uscirà per il mio editore a giorni. C'è proprio uno snodo narrativo che più degli altri mi ha colpito e l'ho fatto diventare in questi versi sciolti. Spero, poesia. E tra poco l'ascolteremo, grazie. Prima però la parola a Paolo Russo, giurato,
perché è suo compito dirci la motivazione. Con piacere. Dedizione totale e sostegno all'amata, alla quale non è concesso, se non in qualche sporadico sogno, il normale incedere, stato di sofferenza incalzante, originato da diaulos malvadados, con i quali il poeta combatte con tutte le sue forze, ponendosi a scudo e offrendosi quale bacculo leggeri dell'inna ona. La luce piena del sole è negata, ma rimane integra la visione amorosa velata di luna, percezione vissuta e rivelata che impedisce il nascondimento al mondo, empatia e condivisione che rendono tutto terreno un amore altissimo, persino capace di generare altro amore in chi fruisce di questi versi, disposti in totale armonia per ritmi e grazia con i concetti espressi, fluiscono con naturalezza, fino ad esprimere il desiderio della forza e dell'ardire di mille cori, per farne interamente dono ancora all'amata. Che bella motivazione, complimenti! Ascoltiamo adesso la poesia. Voi cantucheria, tai avrai gado con l'inna bonas, baculo lizeris, de arvures desinis, a primore. Andai a Zacua, pronotide niuno in Saverea, pustis, asincrueschi dai su mare, colaias in mezzo dai sus tuos, con istrago e con pena, caleno vi su basso, e leno su vaeddu, movitias cansadas, sommermos istasidos, in die sena lento, e sena luge. Neulas tremulosas, in hoyos inquerados, ti privaían su rayo e su sole, ma non s'amanusanta de sa luna. Abortas, torraían a s'anima aturdida, sas puas, sas pantumas d'unaía, ma vidi un azuleno e vago dura. Sos inimigos tuos, afiotos, acudían diaulos malvados, iscossas, dolimento fitianos, adereta e amanca, in crueldade, molto, su gelo de vrito e caente, e astronadas a braias inquesas, o e bonias pedes, in un abentum mutridu, attristado. Oi cantucheria, savorza e sardilesa e milligoros, rodinde vaghedono, sistimada. Grazie Eliano Clau, vincitore della sezione poesia in gallurese e logudorese di questa settima edizione. Davvero complimenti. Allora, siamo giunti adesso all'ultima sezione, una sezione alla quale gli organizzatori tengono davvero molto, perché è la sezione Racconti Brevi Junior, quindi questo spazio che viene dato ai giovanissimi scrittori, ed è davvero molto bello premiarli. Allora, in questo caso abbiamo due vincitori, quindi un secondo classificato e un primo classificato. Sarà compito di Luana Ascanu spiegarci insomma come è andata questa sezione in generale, qualche parola insomma su questi giovani scrittori. Funziona? Sì. Sì, allora, come hai detto giustamente, per noi questa è una sezione molto importante, ci teniamo sempre ogni anno a ricevere i racconti da parte dei ragazzi, e notiamo sempre più voglia da parte dei ragazzi di esprimersi, sempre più partecipazione e maturità sotto tutti i punti di vista, quindi non solamente dal punto di vista della scrittura, che comunque denota anche una grande attenzione da parte dei partecipanti, ma anche una maturità d'animo. Quindi per noi è sempre un piacere leggere i racconti dei ragazzi, e insomma crediamo molto in questa sezione, speriamo che anche quest'anno vada bene così come lo scorso anno. E infatti lo scorso anno, ovvero la premiazione di oggi, ci sono stati 16 ragazzi che hanno inviato i loro racconti, e tra questi la giuria ha ritenuto meritevoli 2 che adesso ci avviamo alla proclamazione. Quindi al momento del secondo classificato, il titolo del brano per la sezione Racconti Brevi Junior è Più forte di ogni sofferenza di Zineb Karbush, e arriva da Florinas. Davvero complimenti. Consegna il premio Antonello Budroni da parte della biblioteca e anche dell'assessorato.
Quindi complimenti Zineb, bravissima, continua a scrivere, continua ad occuparti di questa bella lingua che è l'italiano. Ok, grazie. Adesso parola a Luana Scano per la motivazione. La Siria, una famiglia spezzata e una bambina dagli occhi verdi e dai grandi sogni. Sono questi gli elementi del delicato racconto più forte di ogni sofferenza, che affronta il tema dell'integrazione in Italia di una famiglia scappata dai bombardamenti. Il riscatto di Yasmin, che grazie alla sua determinazione e al suo sogno nel cassetto riesce a cambiare il proprio destino, dovrebbe diventare un esempio per tutti noi, che spesso perdiamo di vista ciò che accade poco distante dal nostro uscio. E il finale dimostra la saggezza dell'autrice e la sua profondità d'animo. Le stelle non possono brillare senza l'oscurità. Brava. Grazie, molto bella anche la motivazione, bello anche l'idea di raccontare una storia di questo tipo. Quindi ascoltiamo, non so se avete previsto alcuni brani, perfetto, ascoltiamo. Non è facile lasciare la propria terra natale per cercare un posto migliore dove vivere, lavorare e pagare gli studi a tua figlia. Non è facile lasciare i genitori, famiglia e amici per ripartire da zero. Ma ciò che è davvero difficile è sentire tua figlia desiderare un cioccolatino al supermercato e non poterglielo comprare a causa dei soldi contati che servono per procurarti da mangiare e pagarti l'affitto. Yasmin ha 9 anni, è una bambina bellissima, castana, con i capelli ricci e dei begli occhi verdi, brava e educata con tutti. Lei non ricorda bene i suoi familiari, tranne il nonno, perché è dovuta scappare in Italia con la mamma dalla Siria, la sua terra natale. Ha perso la nonna in un bombardamento, ma c'è ancora il nonno che le voleva tanto bene e che lei era tanto affezionato. La mamma di Yasmin, Leila, poiché il marito si è rifiutato di aiutarla dopo il divorzio, ha dovuto badare alla figlia da sola e ha continuato a lavorare giorno e notte per pagare i suoi studi senza potersi permettere di comprarle i vestiti, le scarpe o semplicemente uno zaino come quello delle compagne. Yasmin è stata discriminata per la sua origine, ma anche invidiata sia per la sua bellezza, sia per il fatto che era molto brava a scuola, perché amava studiare, imparare, istruirsi e cercare sulla cartina geografica quella terra di cui non ricorda niente, se non quelle storie che la mamma le raccontava. Grazie. Grazie a Luana Scano per aver scelto questi brani, questo brano di questa opera, e grazie a Zineb per aver portato alla ribalta storie come quelle di questa protagonista, che sono storie che dovrebbero interessare tutti noi, e quindi è importante insomma raccontarle per sensibilizzare tutti quanti e diventare più solidali, più altruisti verso i popoli che in questo periodo storico soffrono. Quindi grazie per quest'opera. Allora, è il momento adesso del primo classificato, quindi proclamiamo il vincitore della sezione Racconti Brevi Junior. È davvero un grande piacere proclamare che il vincitore è Luca Giau con l'opera La guerra dei bambini. Lo invitiamo a raggiungerci sul palco e naturalmente premia l'assessore Sabrina Serra. Allora, in questo caso chiediamo un commento, non credo sarà facile, ma... Ecco qua. Sì, sono emozionatissimo, volevo ringraziare tutti prima di tutto. Questo brano nasce, diciamo, da una tematica che è molto attuale, quella della guerra. Una guerra che però viene molto spesso sofferta in prima linea dai bambini, che si ritrovano orfani o a vedere scene di drammaticità veramente grossa per la loro età. E allora ho deciso di provare ad immaginare come possano, nel passato, un ipotetico passato, aver affrontato la guerra, forse la più importante storica ma anche epica, la più importante guerra del mondo, due bambini. Bello, grazie. Tra poco ascolteremo dalla nostra Luana Scano qualche brano. Intanto complimenti, davvero temi forti, importanti, questi ragazzi ci stanno portando. Allora, qual è la motivazione?
Due bambini appartenenti alle due fazioni differenti raccontano la guerra di Troia. È il 1184 a.C. La primavera e l'autunno si alternano così come si alterna la narrazione di guerra vista dagli occhi di due bambini. Attraverso la loro esperienza e grazie a un espediente che dimostra la maturità narrativa dell'autore, possiamo esplorare le differenti emozioni dei protagonisti, con l'amarezza e la cruda consapevolezza che anche chi vince la guerra ha comunque perso l'anima. Bravo, davvero, grazie Elena Scani per questa motivazione. E adesso ascoltiamo alcuni brani. 1184 a.C., primavera, accampamento Acheo. Oggi le nuvole pare che non siano intenzionate a sparire. Dopo un'intera giornata trascorsa dal calare del sole a ora, l'azzurro del cielo, debole e sollievo per l'accampamento, non si è ancora mostrato ai nostri occhi. La vita per un giovane come me non è pesante come quella dei nostri padri, ma tra poco, se la guerra dovesse proseguire a lungo, toccherà anche a me impugnare le armi. Al levar del sole ogni dì, io e i miei compagni ci aggiriamo per le colline circostanti l'accampamento, alla ricerca di qualche leprotto da preparare come pasto al mezzogiorno. Le donne, specialmente le più anziane, sono delle ottime cuoche che con le loro ricette rendono meno pesanti e monotone le giornate al campo. Dopo aver degustato dei favolosi piatti, io e i miei giovani amici ci rechiamo alla capanna delle armi, dove impugniamo ognuno l'arma che preferisce, per poi spostarci all'interno dell'arena e prepararci al combattimento corpo a corpo. Ormai io so usare piuttosto bene la mazza e la lancia e per questo riesco a finire l'allenamento senza ferite. Città di Troia, 1184 a.C., primavera. Stamane sono stato svegliato dalle urla dei venditori del mercato cittadino. Dopo aver lavato la faccia nella tinozza sono uscito per comprare le uova fresche nella bancarella sotto la mia dimora. Da quando ho compiuto il mio 8° anno di età, questo compito tocca a me e così ogni dì mia madre mi invia alla bancarella con le monete contate, in modo che mi limiti a ritirare il pacchetto senza combinare guai. Mi ha raccontato che compriamo tutto quello che ci serve da quella donna per aiutarla. Il marito è morto durante una delle numerose battaglie contro i maledetti Achei, abbandonandola con i suoi 3 figli. La guerra è dura per chi è fuori con le armi in pugno, ma anche per chi rimane solo dopo la morte di un proprio caro in battaglia. Bello, bravo, complimenti. Continua così. Allora, noi siamo giunti alla conclusione di questo appuntamento, di questa premiazione. È stata impegnativa, ma davvero molto bella, emozionante direi. Quindi io ringrazio davvero di cuore i giurati, vi chiedo un fortissimo applauso per Francesco Pala, il nostro presidente, e poi Luana Scanu, Quintino Mossa, Paolo Russo e salutiamo anche Antonio Canals, che non è presente ma fa parte di questa giuria. In conclusione invito l'assessore Sabrina Serra a raggiungermi, anche Marco Ronchi per i saluti finali, quindi grazie davvero a tutti voi. Assessore, com'è andata? Ma io direi bene, quindi adesso attendiamo i racconti per la 8ª edizione, i racconti, le poesie, insomma tutte le sezioni. Speriamo che i giovani veramente continuino a partecipare, è una sezione alla quale veramente io tengo tanto. Non me ne voglia nessuno, però veramente sono il nostro futuro, quindi è bello che la scrittura sia anche motivo per loro di passione, anche insomma di rifugio. Quindi assolutamente aspettiamo tanti partecipanti anche per l'8ª edizione. Quindi grazie a tutti e speriamo di vederci alla prossima dicembre. Grazie assessore. Allora, è stata un'edizione un po' sofferta questa, ma alla fine siamo riusciti a concluderla. Alla fine ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a realizzare questa cerimonia di premiazione. Stasera consegneremo alla nostra giuria gli elaborati dell'8ª edizione, così la giuria potrà iniziare a leggere e a valutare, e l'auspicio è che la situazione pandemica ci consenta quanto prima, speriamo nel mese di dicembre come di consueto, di poter realizzare e celebrare la
cerimonia di premiazione, come di consueto magari anche un bel rinfresco che ha contraddistinto le ultime edizioni, ma che questa sera è vietato poter fare come di solito. Ringrazio tutti i partecipanti a questa bella serata e vi auguro un buon proseguimento. Grazie da parte anche di tutto lo staff della biblioteca. Grazie. Quindi anche grazie da parte mia a tutti voi che siete qui presenti, un bel saluto anche a tutti coloro che ci seguiranno sul canale YouTube della biblioteca. Arrivederci all'8ª edizione.